Troviamo paradossale che la Sicilia sia stata esclusa dalla FIGC dal dossier di candidatura dell'Italia per organizzare l'Europeo di calcio 2032, un'esclusione motivata dal fatto che inserire due isole avrebbe potuto creare dei disagi. Credo che sacrificare Palermo, la quinta città d'Italia, e la Sicilia tutta sull'altare del radicalismo ambientale sia un grande errore. Non possiamo accettare di rinunciare a questo importante evento sportivo, volano di economia e di turismo per tutto il territorio. La FIGC dovrebbe immediatamente rettificare una decisione penalizzante ed ingiusta, considerato anche che delle 10 città designate a ospitare la fase finale dell'Europeo, solo 3 sono al sud, Napoli, Bari e Cagliari, è di tutta evidenza che dunque Palermo non può mancare. Lieta intanto comunque di sapere che il presidente Schifani sia già intervenuto, avviando le dovute interlocuzioni con il presidente della FIGC Gravina. Come Lega ci aspettiamo adesso un passo indietro dalla federazione, anche perché entro il 2032 sullo stadio verranno effettuati i dovuti interventi e la mancata presenza sarebbe un insulto a 5 milioni di siciliani.